Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, un dibattito articolato, una sala, una platea piena, un dibattito che ha affrontato tutti i grandi temi della città. Se l'obiettivo era quello di far ragionare chi dovrà votare, diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. L'intento era ovviamente questo e credo e reputo che insomma, sia stato raggiunto e anche nel migliore dei modi. La grande partecipazione di questa sera, quasi direi al di sopra delle aspettative, è stata una grande risposta della città. Le associazioni come sempre si sono messe a disposizione della località nella quale incidiamo, lavoriamo e per la quale proferiamo ogni sforzo per cercare di essere parte integrante dello sviluppo di questa località, anche partendo da questi confronti in vista di quella che è una scadenza importante il prossimo 12 giugno con l'elezione del nuovo sindaco. Sarà appunto una scadenza importante, al di là ovviamente di chi vincerà, che cosa come associazioni chiedete per il futuro di Jesolo? Certamente chiediamo un maggior dialogo, un maggior confronto, perché è evidente che negli ultimi 10 anni questo per una serie di motivi non è stato forse all'altezza delle aspettative, almeno delle nostre. Quindi credo che una città come Jesolo, così articolata, così complessa, debba necessariamente fondere le idee della parte imprenditoriale, della politica, con un obiettivo unico e comune che è sempre stato anche il nostro, che è quello di far crescere la località e di conseguenza far crescere le nostre imprese. A chiunque vinca noi diciamo che deve essere coerente e deve cercare di avere una visione strategica della nostra località. Non possiamo andare avanti a spizzico bocconi e fare piccoli interventi per accontentare o l'uno o l'altro, ma ci deve essere un programma organico e che veramente rimetta Jesolo al suo posto. Nell'immaginario collettivo siamo una grandissima città, lo dobbiamo dimostrare anche nei fatti. Sono delle interessanti idee, sempre molto similari diciamo. Poi la risposta del Paese è stata importante, la popolazione è tutta intervenuta in maniera anche con delle clacche importanti e speriamo che al 12 ci sia una forte affluenza alle urne e dove che ci sia una risposta democratica importante e poi speriamo che vinca il migliore, insomma.